Beh, l'obiettivo di tutte penso è la nazionale. Speriamo che prima o poi la convocazione arrivi, se non arriva si continua sempre con lo stesso spirito. Claudia Saggion, Mediano, 18 anni. Sì, vivo a Curtarolo verso Cittadella. A 4 anni facevo ginnastica artistica, solo che dietro avevo il campo da calcio e mio cugino giocava lì e io ho detto no, io voglio giocare a calcio e ho iniziato così. Se sono calciatrice lo devo prima di tutto a me stessa, perché ho tenuto duro quando magari all'inizio, i primi anni, i maschi discriminavano un po' il fatto che io fossi in squadra con loro, mi prendevano in giro parecchio. Poi ovviamente i miei genitori che mi hanno sempre portata in giro di qua, di là, hanno sempre creduto in me. Io corro poco, però se mi dici di metterla là, io la metto là. Mi piace poco correre, però se serve si fa. Mi prendo tante parole, infatti diciamo che mi sono mangiata tante occasioni anche da più piccola, magari qualche convocazione, però non rimpiango nulla. Perché quando si cresce la testa va da altre parti, morosi, storie. L'altra sera ho visto un servizio delle Iene per televisione e ho letto alcuni commenti sui social e era da mettersi le mani nei capelli, tipo le femmine devono stare a casa, non sono fatte per questo sport, sono tutte lesbiche, hanno un fisico da uomo, una serie di cose. La compagna più casinista Chiara Sarain, perché ride sempre. Più seria, beh, come è giusto che sia, il capitano Valentina Dal Pozzolo. La compagna più forte è Marta Michelon. E giochiamo nello stesso ruolo e io in lei vedo più sicurezza in campo. Può essere anche l'età, comunque prendo esempio da lei anche quando gioco. La compagna più simpatica è Silvia Rapesi, perché mi sostiene sempre e fa battute in continuazione, soprattutto stupide. Il mio gol da calcio d'angolo. Mi sentivo in colazione che avrei fatto gol, però con uno schema diverso e non era previsto il gol diretto, ma diciamo che a me piace allenarmi su queste cose, quindi questi colpi ce li ho nel sangue, diciamo. Allora, io dovevo darla alla nostra punta rasoterra, lei me l'avrebbe ridata indietro, io avrei provato a calciare, solo che in quel momento l'ho vista marcata, ho detto la metto in mezzo e è andata dentro. E io ero nata come libero con i maschi, quindi mi interessava poco la precisione. Poi è arrivato un mister che ha cominciato a farmi calciare le punizioni. Io non ci credevo assolutamente e poi con gli anni ho visto che la precisione ce l'ho e ho cominciato ad allenare i calci. Io studio, faccio l'ex Istituto Tecnico Aeronautico e sono in quinta quest'anno alla maturità, speriamo bene. A me piacciono gli sport estremi, ho in programma un lancio col paracadute, uno col bungee jumping e faccio snowboard. Il terzo posto è alla portatissima, non alla portata, e potevamo secondo me essere anche prime a questo punto se partivamo così già dall'inizio dell'anno, tranquillamente. Sì, saluto la mia compagna di classe Rossella. Ciao Ross!